Come Grecia e Spagna, anche il Veneto sta pensando a un'assicurazione Covid per i turisti che vogliono trascorrere le vacanze nella nostra regione. Ma prima di questo serve altro, sottolinea il presidente degli albergatori iesolani. Comunicare sicurezza e tranquillità agli ospiti senz'altro può far bene. In questo momento mi sento di dire che più che assicurazioni abbiamo bisogno di rassicurazioni come comparto, rassicurazioni in particolare per esempio per quanto riguarda il piano vaccinale dei nostri collaboratori, del nostro settore, che diventa secondo me la prima fonte di assicurazione per i nostri ospiti da riuscire a comunicare in tempi brevi per poter conquistare la loro fiducia. Da un anno gli albergatori, che da subito si sono organizzati per garantire dei soggiorni in tutta sicurezza, chiedono maggiori aiuti perché il settore è stato fortemente penalizzato. Abbiamo bisogno di garantire la liquidità, i finanziamenti, garantire il mantenimento di quel congelamento che dicevo prima per le aziende a medio e lungo termine, perché i 5 anni di ammortamenti, di finanziamenti sono poca cosa per aziende che hanno bisogno di guardare al futuro con maggior serenità, e investire in programmazione soprattutto del rilancio del comparto del turismo, che necessariamente in questa fase si riassetterà a livello globale su delle logiche e delle dinamiche certamente diverse da quelle a cui eravamo abituati prima.